Noi abbiamo un progetto per l'autonomia speciale del Veneto, un progetto per l'indipendenza. Loro ritardino, noi facciamo ancora più veloci. Ancora tutta in discesa per il governatore Luca Zaia la strada dell'autonomia per lo statuto speciale dell'indipendenza del Veneto. Il progetto è sempre aperto, dice, riferendosi alla prossima discussione in Consiglio regionale sulla legge istitutiva del referendum, appunto sull'indipendenza. E se il PD Veneto lo accusa di avere idee irrealizzabili, lui risponde così. Io direi alla sinistra veneta stia serena. Quindi la questione patto di stabilità da abolire in 2 anni come da richiesta dei sindaci veneti a Roma, con il governo che per il tramite del ministro Poletti da Varago di Macerata si è detto vicino al territorio. Ma il governatore va oltre e reclama i fatti, chiede il patto di stabilità vada eliminato senza se e senza ma. A noi non servono più le chiacchiere, servono i fatti, che ce lo dica il ministro non ci interessa nulla, lo elimini e basta. Il patto di stabilità è un'equa divisione del malessere. E siccome il malessere c'è al sud e noi abbiamo i conti in ordine, noi abbiamo 579 comuni con i conti in ordine. Le regioni, soprattutto al sud, hanno dei comuni che hanno dei bilanci colabrodo, vanno a fare a pagare a loro e non a noi.